io sono molto felice di trovare qui questo pomeriggio con noi il vice sindaco Gibilisco, che ringrazio per aver fatto il possibile per poter essere insieme a noi, i nostri giurati della quinta edizione del premio Trinachia, Nina Di Nuzzo Michalizzi, Rossella Iannello e Sonia Gherbi. Poi ringrazio anche per la presenza e sempre per la collaborazione le professoresse Maria Strazzeri, Barbara Panarello e un grande complimento a questi nostri giovani autori e autrici, Iasea Aurelia Antonia Crupi, Andrea D'Agata e Letizia Rapisarda, che sono fra le 3 opere selezionate all'interno di questa sezione, che vi ricordo il tema era il dono, e che è una sezione speciale, perché ogni edizione rivolgiamo un'attenzione particolare ai più giovani, con delle sezioni dedicate alla scrittura o all'espressione grafica. E quest'anno abbiamo dedicato questa edizione al tema il dono. Io do immediatamente la parola al nostro vice sindaco di Mascalucia. Buonasera a tutti, grazie di averci invitato. Anch'io posso provare questa emozione della didattica a distanza, e quindi posso sentirmi di nuovo giovane, un'esperienza particolare, in un momento particolare. Infatti porto i saluti del nostro sindaco Vincenzo Magra, che per l'emergenza che tutti conosciamo del Covid è impegnato in altre vicende, non può essere presente, ma ci teneva a portare i suoi saluti attraverso me, i saluti di tutta la Giunta e il Consiglio Comunale. Siamo felicissimi di aver aderito e patrocinato la quinta edizione del premio Trinachia, questo importantissimo premio internazionale di scritture autobiografiche e poetiche dedicate alla nostra amatissima isola. Ringrazio il presidente Orazio Valastro e la giuria della sezione speciale. Non posso che fare i complimenti a tutto l'Istituto di Istruzione Superiore Concetto Marchesi di Mascalucia, alla dirigente, alla professoressa Asciuto e alle professoresse Strazzeri e Panarello per l'encomiabile lavoro che è stato svolto. Ma i più grandi complimenti, in bocca al lupo, che questo possa essere l'inizio di un percorso e, perché no, di una carriera di scrittrici o poetesse, alle nostre studentesse Iasea Crupi, Letizia Rapisarda e Andrea D'Agata. Siamo orgogliosi di voi, siamo felici di essere stati in qualche modo fautori di questo bellissimo progetto, e speriamo che anche l'anno prossimo, per la 6ª edizione, possiamo essere scelti come main sponsor di questa bellissima iniziativa. Magari la prossima volta, Covid permettendo, questa bellissima cerimonia di premiazione speriamo di poterla fare in uno dei nostri locali del comune di Mascalucia, dove potremo invitarvi, premiarvi e festeggiarvi come giustamente meritate per tutto quello che avete fatto. Grazie moltissimo. Grazie, vice sindaco Gibilisco. Dunque, io vorrei dare adesso la parola a giro ai nostri giurati, inizialmente a Rossella Iannello. Bene, sì, mi piace dire qualche parola. I ragazzi sono encomiabili sotto vari punti di vista, intanto per quello che hanno scritto nelle opere premiate, lo vedremo via via, ma poi perché si sono cimentati con un tema apparentemente facile, perché tutti ci ripetiamo e ci viene ripetuta sempre questa parola, il dono. Il dono per noi, a farla breve, sono i regali sotto l'albero a Natale. Invece loro hanno cercato di interrogarsi, al di là del significato, come dire, etimologico del termine, hanno cercato di andare in profondità e ognuno l'ha interpretato in modo suo, non sempre in maniera aderente ai concetti, ma in ogni caso con un notevole sforzo di buona volontà, cercando veramente di
aggirare l'ostacolo della comprensione semplice e cercando di andare come dire, al nocciolo di questo concetto del dono, del donare, dell'avere ricevuto un dono. Ecco, queste sono le 3 direttrici in cui si coniuga un po' questa sezione. Se posso, vorrei dire anche due parole per ognuno dei 3 lavori premiati. Vado? Vai. Ok, va bene. Nel primo caso, quello di Andrea D'Agata, abbiamo il racconto di un fatto avvenuto in strada, lo sentiremo, che assieme a una metafora di livellamento sociale, di come dire, lotta al razzismo e tentativo generoso di integrazione sociale, di più una sorta di lotta anche al bullismo. Mi è piaciuto molto per questo, perché in questo episodio che viene narrato si intersecano tutte queste variabili. Nel caso di Josea, dico bene, Krupi è il nonno a parlare, lei lo fa parlare incantata, come se veramente ce l'avesse davanti e lo ascoltasse, non emette giudizi, non lo interrompe, gli fa raccontare tutta la sua lunga epopea, dagli inizi stentatissimi al successo finale. Solo per lei si ricava solo, come sentiremo, le ultime righe. Nel terzo caso, quello di Letizia Rapisarda, si parla pure di un nonno, però di un nonno visto questa volta in soggettiva, cioè che cosa mi ha dato il nonno, che cosa ho preso dal nonno, il rimpianto di non avere preso a sufficienza dal nonno e il ricordo del nonno che livella un po' tutto il racconto. Quindi mi sembrano 3 strutture narrative abbastanza valide e per questo probabilmente, almeno parlo delle mie valutazioni, per me hanno avuto le valutazioni più alte. Mi taccio. Grazie Rossella. Vorrei adesso dare la parola a Sonia Gerbi. Io intanto devo ringraziare Orazio Maria Valastro, l'organizzazione Stelle in Tasca e tutti coloro che ogni anno rendono possibile una nuova edizione del concorso Trinacria. Oggi, grazie a questa nuova sezione, è stata possibile una nuova prospettiva, diciamo una maggiore apertura del concorso a una dimensione che in questo caso tratta del concetto del dono. Ringrazio i ragazzi perché veramente io come scrittrice, no, come giurata parlo, è sempre difficile dare un volto, una definizione alle emozioni, portare avanti un racconto cercando, ecco, di essere rispettosi di quello che sono i concetti e i valori che si acquisiscono nella vita. A questo proposito, ad esempio, gli iscritti che hanno dei ragazzi sono stati una vera sorpresa. Anch'io voglio spendere 2 parole, ecco, per ciascuno. Intanto, per quanto riguarda lo scritto di Andrea D'Agata, la cosa che mi ha colpito è stata questa capacità di articolare una storia, non definendo un concetto, però non utilizzando parole, ma articolando una messa in scena, ecco, del concetto, che poi ha prodotto delle riflessioni, che sono poi quelle a cui ha fatto riferimento anche Rossella. E invece per il racconto di Le pagine della mia vita di Isea, ci hanno riportato un po' a un concetto del dono che ha un sapore antico e che poi diventa dono proprio attraverso la memoria e l'ascolto. Quello che ho cercato io di fare anche come giurata in una prospettiva nuova, appunto, basandomi su una piattaforma della condivisione, ma basata sull'ascolto più che sull'espressione delle emozioni, come è stato poi per me quando ho partecipato proprio come autrice nella sezione autobiografie di questo concorso. Per quanto riguarda il terzo scritto, Le Tizie di Letizia Rapisarda,
E mi ha colpito come appunto le parole di una persona che magari non c'è più, riesce un poco, creando una dimensione foscoliana, riesce, ecco, a spazzare via la paura e a dare la speranza per momenti di felicità futura. Quindi devo dire che sono stati veramente bravi i nostri ragazzi. Questo. Sì, grazie Sonia Gerbi. Condivido perfettamente tutto ciò che è stato detto sia da Rossella che da Sonia, e sono delle giurate, delle scrittrici anche loro che hanno letto con attenzione e hanno colto tutte le varie espressioni che qui adesso stiamo ascoltando rispetto alla scrittura di questi giovani e giovani autrici. Dina Dinuzzo Michalizzi, ti do la parola. Sì, grazie. E allora, per me è la prima volta in questa veste di giurata. Sono stata una prima volta come scrittrice al primo vostro concorso, la prima edizione che avete fatto, il concorso di Rinachia, dove sono stata premiata. E poi non mi immaginavo mai di essere scelta come giurata, per me non mi sentivo adeguata, comunque non mi sento adeguata, però ci sono stati questi racconti veramente belli che mi hanno un po' commossa, mi hanno colpita. È giusto, condivido quello che hanno detto le professoresse, che è così. Poi per giunta il dono fa parte della mia vita integralmente, perché facendo parte della Banca del Tempo è un dono continuo che diamo e riceviamo il nostro tempo, e quindi capisco bene il sentimento dei ragazzini e apprezzo molto. Complimenti magari alle insegnanti che hanno saputo indirizzare i ragazzi su questo difficile tema. Non è facile, veramente. Complimenti. Bene, grazie Nina Dinuzzo Michalizzi. Se mi permettete, vorrei, prima di ascoltare poi questi testi dalla voce diretta delle nostre autrici e dell'autore, vorrei ritornare un attimo per ascoltare anche le nostre professoresse dell'Istituto Superiore Concetto Marchesi, e do subito la parola a Maria Strazzeri. Grazie dottor Balastro, io porgo innanzitutto i saluti della dirigente scolastico, la professoressa Sciuto, che è impegnatissima in questo periodo di emergenza. Le nostre attività continuano a distanza e ci impegnano, lo saprete, lo avrete insomma sentito dire o l'avrete anche vissuto direttamente o indirettamente, ci impegnano veramente a 360 gradi. Quindi innanzitutto i saluti del dirigente, i ringraziamenti d'obbligo al dottor Balastro, che ci ha dato inaspettatamente la possibilità di conoscere ed apprezzare sia l'associazione Le Stelle in Tasca, l'associazione Trinachia, questo splendido premio di cui onor del vero, insomma, ammettiamo la nostra ignoranza, non sapevamo prima, quindi avere avuto l'occasione di conoscerlo, di avvicinarci a questa realtà, per noi è stata un'occasione che poi si è amplificata nel momento in cui i nostri alunni hanno partecipato a questa sezione riservata, che ha permesso loro innanzitutto di cimentarsi nell'attività di scrittura creativa, autobiografica, biografica, poetica, che fuori dagli schemi scolastici è sempre un'occasione in più, perché si svincola da quella che è l'obbligatorietà in qualche modo, no? E rientra nell'ambito invece della libera iniziativa. E poi perché ha permesso loro di riflettere su un tema, come diceva giustamente poc'anzi la professoressa Iannello, così difficile, così apparentemente scontato, qual è quello del dono, che loro hanno interpretato in maniera, dal punto di vista dei loro 15 anni. E quindi 15-16 anni, credo che Asia ne abbia 16, ma Andrea e Letizia ne hanno appena 15. E quindi questa loro prospettiva un po' permette anche a noi di guardare il mondo dai loro freschi occhi e di aprirci anche ad altri punti di vista. Quindi siamo noi che vi ringraziamo e speriamo di avere la possibilità di continuare con questa collaborazione, questa vicinanza che ci ha resi felici. Grazie. Grazie. Professoressa Barbara Panarello. Intanto io non ho che da ringraziare voi, perché è stata tutta una scoperta, e soprattutto ringraziarvi per il lodevole lavoro
di archiviazione di tutto questo patrimonio storico, popolare, sentimentale anche. E grazie per averne dato accesso ai nostri ragazzi, che hanno colto con entusiasmo il vostro invito, riflettendoci un po' prima e poi cominciando una scrittura che è stato un fiume. Non sono solo loro tre i nostri partecipanti, ma hanno apprezzato molto i ragazzi. Poi certo c'è chi ha più nel sangue la parola letteraria, la parola poetica, e allora è più facile che si siano lanciati bene in questa impresa con più motivazione, con più passione anche, che li ha portati adesso a questo punto. Quindi, nonostante anch'io ritenga, come appunto diceva la professoressa Iannello, che l'argomento li ha portati a riflettere intanto su tutto il loro mondo, sia interiore sia il mondo che li circonda, perché non è scontato per i ragazzi pensare al dono. C'è una sorta di egoismo spontaneo invece che viene sempre fuori e che invece è stata appunto una grande occasione di riflessione interiore e di apertura al mondo anche nel contempo, di apertura all'altro, di riflessione sul passato. Sono in due che hanno parlato del nonno e quindi penso che questo siete stati un ottimo anello, una trade union tra il passato di questi ragazzi e il loro futuro, perché è uno spunto, anche una cosa che li spronerà a partecipare ancora, a provarsi in questa nuova esperienza. Ecco. Grazie quindi a tutti voi. Grazie. Noi abbiamo seguito insieme alle professoresse, a Rossella Iannello, fin dai primi momenti questo nostro incontro, quando ci siamo incontrati al comune di Mascalucia per invitarvi a partecipare, e abbiamo rivolto a tutti gli studenti dell'istituto questo nostro invito. E vorrei ricordare che, nonostante ci siano 3 opere classificate per ogni sezione, tutte le opere che che hanno partecipato a questa edizione sono poi archiviate, conservate e saranno valorizzate nel nostro archivio, l'archivio della memoria e dell'immaginario siciliano. E adesso avremmo il piacere immenso di iniziare ad ascoltare queste autrici e questi autori che ci leggeranno una selezione della loro opera e ci parleranno anche di questa esperienza che hanno di scrittura. Quindi io vorrei dare inizialmente la parola a Iasea Aurelia Antonia Crupi. Prego. Sì, allora io innanzitutto ringrazio tutti per le parole che avete speso per descrivere appunto il mio testo, e volevo dire che sono particolarmente orgogliosa di essere fra i premiati e soprattutto del fatto che il messaggio della mia storia sia stato colto e apprezzato, soprattutto perché per scriverla mi sono ispirata alla reale storia di mio nonno, che a mio parere è una storia particolarmente commovente e coinvolgente, almeno dal mio punto di vista. Quindi nulla, per quanto riguarda l'esperienza in generale, appunto la ritengo un'esperienza particolarmente motivante e formativa, perché appunto almeno a me non era mai capitato di partecipare a un concorso appunto di scrittura creativa, quindi diciamo è stata un'esperienza nuova, ma sotto un certo aspetto anche appunto motivante e formativa. Quindi niente, questo. Nulla, leggo la parte o... Sì, prego. Sì. Ok, allora. Il dono, le pagine della mia vita. Dopo la seconda guerra mondiale, la mia famiglia, come tante altre di umili operai, a causa della svalutazione degli immobili e dell'indecisione di comprare questo o quello, rimase letteralmente con un pugno di mosche in mano. E fu così che io, i miei fratelli, le mie sorelle e i miei genitori ci ritrovammo a vivere in una dimora modesta di un quartiere periferico di Catania, che adesso non esiste più, sopravvivendo con il minimo indispensabile. Ed eccomi qua a raccontarti la mia storia a 76 anni, con 2 lauree, una specializzazione e la casa piena di bambini sperazzanti che mi chiamano con affetto nonno. Spero che il mio racconto ti sia utile per capire che del tempo che regali per aiutare chi ti sta vicino sarai poi ricompensata.
La vita sarà piena di periodi bui in cui crederai di non avere più la forza di continuare e vorrai mollare, ma ti prego di non farti mai fermare da niente e nessuno, perché con la forza di volontà e l'intelligenza che hai puoi raggiungere tutti i traguardi che ti prefisserai lungo il tuo cammino. È così che terminò il racconto di mio nonno. Le sue parole mi hanno portato a scoprire una vita così piena di disavventure e sacrificio che quasi fatico ad immaginarla dietro un uomo coffuto e sorridente come lui. Il fatto che si sia prestato a raccontarmi questa sua storia così motivante mi onora e le sue parole mi hanno reso davvero orgogliosa dell'uomo che è. Giasia Trupi. Brava, bravissima. Bravissima. Complimenti. Noi abbiamo sempre riservato una sorpresa all'interno di queste premiazioni. Ho chiamato la scrittrice Yasea Aurelia Antonia Crupi poiché è la terza classificata all'interno di questa sezione. In effetti sono consapevole che il tema, per quanto possa essere sembrato di facile approccio, non sia stato facile scrivere su questo tema. Ma tutte le vostre opere hanno declinato in modo sempre diverso e con molto sentimento il senso del dono. In questa scrittura io ho visto che la capacità di comprendere il sacrificio di raccontarsi che si tramuta in dono da cogliere, e quindi un dono che non è portatore di nessuna ricompensa materiale, ma gratifica e riconosce il senso della storia che è stata condivisa. E credo che sia un valore importantissimo quello sottolineato dalla nostra scrittrice Crupi. Grazie. Qualche giurato voleva aggiungere qualcosa? Posso? Prego. Volevo dire, la ragazzina si è commossa che la prima volta, si immagini una grande come me, quando ha sentito che era stata prima classificata con menzione di merito, mi sono messa a gridare, non avrei mai creduto. Avevo dato i miei racconti, avevo mandato i miei racconti per partecipare al concorso, ma così perché ero stata istigata dalle amiche, mandaglieli, ma io non pensavo di partecipare. E per giunta io ho saputo di questo concorso da un'amica di Milano della Banca del Tempo di Buccinasco, che mi ha detto: sai Nina, c'è un concorso così così. Ho pensato subito al tuo libro, il mio primo libro, che si intitola Aspri limoni e soavi gelsomini. Mi ha detto sarebbe stato l'ideale, però non puoi partecipare con quel libro perché è stato pubblicato, loro cercano storie inedite, ma sicuramente tu ne avrai altre storie. Infatti avevo tanti racconti nel computer mano a mano, perché mi piace raccontare la vita, ma raccontarla così com'è, senza fronzoli, non so inventare niente, mi piace soltanto raccontare la verità. Anzi, a volte qualche verità la ometto per delicatezza nei confronti delle persone di cui parlo. Ma aggiungere cose io non aggiungo niente. Quindi i raccontini che avevo, ne ho mandato uno e ho chiesto: se vi sembra che vada bene partecipo, altrimenti no. E invece la Maria Crivelli, gentilissima, mi ha detto: ma è bello, mandane altri se li hai, mandali. Ne ho scelti 10, li ho mandati e poi il risultato è stato quello. Infatti ho avuto tutte le foto mie con gli occhi pieni di lacrime, non ho saputo nemmeno ringraziare chi dovevo ringraziare. Ringrazio sempre Orazio Maria Valastro e tutta l'associazione Maria, perché questa gioia immensa alla mia età non me l'avrebbe detto nessuno, non ci avrei creduto. Ho una bella fotografia con mio marito, che purtroppo non c'è più da poco, che è molto commosso pure lui per la mia felicità. Grazie ancora. Grazie. Questo Trinachia è anche uno spazio che ci permette poi di confrontarci tra generazioni diverse. Questa è una grande opportunità. Adesso vorrei dare la parola alla nostra seconda autrice, quindi invito Letizia Rapisarda a intervenire. Innanzitutto grazie alla giuria per aver selezionato tra le opere premiate il mio racconto, perché è stata innanzitutto la prima volta che ho avuto modo di esprimermi
così in un tema così profondo e importante qual è il dono. Soprattutto sono felice di aver avuto modo di partecipare e ringrazio anche gli organizzatori del bando della sezione Trinachia. Credo che questa sia un'esperienza formativa dal punto di vista sia creativo che di scrittura, poiché ho avuto anche modo di migliorare e ordinare i miei pensieri e per questo ringrazio tutti. Ora passo alla lettura. Il dono. Il dolce sapore di un ricordo lontano. Al giorno d'oggi la maggior parte di noi si chiede cosa sia il dono. Il dono, a mio parere, è un qualcosa che doniamo con estrema facilità, senza preoccuparci che l'altro lo apprezzi o lo ricambi, perché sentiamo la necessità di regalare una parte di noi a qualcuno, come un amico, i familiari, un animale, una persona amata. Quando mio nonno morì, riuscii a capire davvero cosa fosse un dono, perché lui mi aveva regalato qualcosa di sé. Non ho mai avuto abbastanza tempo per stare con lui e godere appieno della sua presenza. Vivendo in un'altra regione, la Lombardia, che mi ha donato un'infanzia felice e ricca di ricordi, non ho avuto modo di crescere con il mio nonno materno, riuscendo a vederlo solo d'estate. Un giorno mio nonno si sentì male e fu scoperta la sua malattia, che lo distruggeva segretamente da ormai 10 anni. Da quel giorno si insinuò in me la costante paura di perderlo. I giorni scorrevano veloci, segnando la sua fine ormai imminente, ma ignoravo quella terribile data, illudendomi che tutto sarebbe tornato come prima e che avrei potuto avere il mio caro nonno ancora vicino a me, quasi per sempre. Da quel momento in poi capii che non dovevo pensare solo alla sua morte, ma a tutte le cose belle fatte insieme nel poco tempo a disposizione. Allora compresi qual era il suo dono. Non bisogna ricordare le persone solo per la loro scomparsa dalla nostra vita, ma per tutti i momenti felici trascorsi con essa, che lasceranno dentro di noi il dolce sapore di un ricordo lontano. Letizia Rapisarda. Brava. Brava, complimenti, complimenti. Grazie. In modo molto semplice credo che abbia affrontato un tema complesso, perché il dono in quest'altra scrittura, così come è presentato, a me riporta in mente, forse anche a chi si cimenta nella scrittura, questo concetto della scrittura come traccia, no? Questa capacità attraverso la scrittura di restituire quello che è stata la nostra vita, e allo stesso tempo lei ci parla di come rendere presente un'assenza, di come nella presenza della scrittura vi sia anche l'assenza di una persona, di un sentimento, ed è un concetto che è molto difficile da esprimere. Quindi complimenti a Letizia Rapisarda, che è la seconda opera classificata, quella di Letizia, all'interno di questa sezione. Ancora complimenti, Letizia. Grazie mille. Qualcuno dei giurati voleva intervenire? No, solo per ribadire che appunto in questo brano il tema del dono si salda col tema della memoria. Anche, certo. La memoria come patrimonio che ci lascia chi se ne va, come un patrimonio che noi dobbiamo non solo conservare, ma come dire, far fruttificare. Ecco, mi sembra che il messaggio intergenerazionale in questo caso sia molto chiaro. Bene, grazie Rossella. E ultimo ad essere chiamato all'interno di questa sezione, ma quindi avremo capito bene che si tratta della prima opera classificata nella sezione del dono, è quella di Andrea D'Agata, che invito a intervenire. Grazie. Allora, posso iniziare dicendo che scrivere il mio racconto ha suscitato in me una moltitudine di emozioni. Questo perché mi ha permesso di tornare indietro nel tempo, ricordandomi un evento che è accaduto nella mia infanzia e che non riportava alla mia mente da molto tempo.
inoltre sono grato a tutti voi per avermi concesso l'opportunità di partecipare a questo concorso, perché è la prima volta che partecipo a un concorso letterario. Spero di essere riuscito a condividere poi il messaggio del mio racconto, e concludo ringraziando coloro che hanno creduto in me per questo concorso. Quindi i miei genitori, la mia professoressa Strazzeri, e il presidente Valastro, e anche tutta la commissione della disponibilità e la fiducia che mi hanno promesso. Il dono. Il dono non è altro che un atto che crea dei legami, dei sentimenti di amore, di amicizia tra due o più persone. Donare vuol dire avere tempo da dedicare al prossimo, aiutare gli altri, perdonare, dimostrare dei gesti di gentilezza, avere rispetto per tutto il genere umano e non. Proprio su questo ultimo punto vorrei soffermarmi e raccontare ciò che mi è accaduto. Una mattina, posa d'estate, stavo passeggiando con mia mamma per le strade di Catania, la mia città natale, quando da lontano sentimmo il suono di una chitarra. In men che non si dica, si trovavo davanti ad un vecchietto. Questa situazione mi ginocchiai davanti a lui, che mi guardò fisso negli occhi, gli occhi neri come il carbone. Il vecchietto poggiò a terra la chitarra che per qualche minuto cessò il suo suono melodioso, avvicinò la sua mano alla mia e la prese con forza, quasi come chiede il mio aiuto. L'immagine di quel povero vecchietto mi paralizzò la mente. Perché tanta crudeltà? Perché la gente non riesce a capire che lui è un essere umano come tutti gli altri, degno di rispetto? Il rispetto è un dono che si regala senza pretendere nulla in cambio. Il rispetto è un'opera di beneficenza, il rispetto è stimare il prossimo. Raccontai ai presenti la storia di Ernesto, un uomo con una vita sfortunata, un essere umano, il passato di tutti noi, un uomo di carne ed ossa, con un cuore, un'anima e un cervello, un uomo meritevole di rispetto. Ma ti stai evidenziando che quello che conta non è quello che si ha, bensì quello che si è. Il rispetto è un dono che viene regalato senza aspettarsi nulla in cambio. Il rispetto è un dono, il rispetto è un aiuto, il rispetto è se stessi. Bravissimo. Bravo. Grazie Andrea. È anche questo sul senso del dono, il rispetto è un dono, è un altro aspetto importante e riflessione che ci sottopone quest'ulteriore scrittura. E io ritengo che questa di Andrea, come anche le altre che abbiamo ascoltato, ci danno la possibilità di riflettere seriamente, pur con molta semplicità, sull'esercizio di questa scrittura e del senso che hanno dato al dono, che accresce la nostra capacità di dare senso all'umanità, ecco, alla nostra umanità. Credo che sia questa un grande messaggio di queste scritture che abbiamo ascoltato, e quindi vi ringrazio per aver accolto il nostro invito a partecipare a questa quinta edizione di Trinachia. Vorrei ancora ritornare sulle nostre professoresse dell'Istituto Superiore Concetto Marchesi. Prego, professoressa Strazzeri. Sì, veramente. Siamo noi che vi ringraziamo appunto per l'opportunità che ci avete offerto. Io ribadisco che la tenera età di Letizia, di Andrea e di Asia, insomma, in qualche modo, e la genuinità dei loro sentimenti traspaia proprio dalla semplicità dei loro testi. Noi insomma, ci auguriamo di aver aperto loro delle prospettive, se non altro delle prospettive di riflessione. Magari non diventeranno dei grandi scrittori, ma impareranno che la scrittura, come diceva giustamente il dottor Valastro, apre molte porte, anche le porte dell'anima, spesso. Quindi veramente grazie. Grazie anche a lei. Se la professoressa Panarello voleva intervenire. Non posso che ribadire ciò che ha detto la collega, cioè vi ringrazio di averci dato questa grande opportunità e spero che sia una collaborazione che si protragga ancora, che insomma l'inizio di un qualcosa che duri nel tempo. L'inaugurazione, l'epifania di qualcosa che dia delle belle soddisfazioni ai ragazzi e alla società che li circonda. Volevo dire una cosa? Prego. Volevo dire, sottolineo la sensibilità di questo ragazzo, che ti fa onore, veramente, perché
un uomo, un ragazzo che diventerà un uomo con questa sensibilità sarà sicuramente una persona per bene. Ti voglio fare un piccolo rimprovero. Chiamavo questo uomo vecchietto e poi lui aveva 50 anni. Con i tuoi occhi di bambino vedevi un vecchietto in lui. Quindi a me come mi vedi, con Matusalemme, che ne ho 83. Quindi io voglio aggiungere una cosa, io ovviamente conosco anche la personalità di Andrea e di Letizia, Certo, non conosco quella di certo. Asia. Sono due ragazzi molto timidi, stanno facendo uno sforzo veramente superiore. Io lo so perché li Questa conosco ormai da 2 sensibilità è anni. una cosa grandiosa, è un dono, è un dono di Dio. No. E credo che si percepisca in qualche modo veramente come stiano lottando titanicamente contro la loro timidezza, però questo ci dice anche che spesso la scrittura diventa un modo per tirar fuori il meglio di sé in una modalità che magari non è quella dei social, è meno social ma è più sincera. Assolutamente. È vero. Sì. È stato un piacere grande anche conoscere voi pur così, in questa forma. È stato Avremo occasioni e grazie altre. sempre a Orazio e a Maria per questa occasione di conoscere anche voi. Io sono di un altro mondo, non sono della scuola. Purtroppo per me, ma non è stata colpa mia. Vogliamo fare intervenire anche Sonia, che mi sembrava volesse aggiungere qualcosa? No, io riguardo ad Andrea voglio dire, sì, comunque immaginavo che fosse una persona timida, un ragazzo timido, però quello che ho colto è stata questa sua grande capacità di articolare una storia. Ora, quello che è stato letto è solo una parte del racconto, però leggendo ecco, il suo testo, pian piano ti introduce verso un obiettivo, ecco, che è poi il messaggio che poi è quello che vuole ecco, trasmettere. Mi piace perché definisce, racconta bene le caratteristiche dei personaggi, non solo appunto del protagonista, ma anche il ruolo della madre, l'atteggiamento dei ragazzi che poi vengono coinvolti. Mi è piaciuto molto perché proprio come dicevo poco fa è stata una messa in scena di un concetto che poi questa messa in scena porta chi legge ad arrivare dove vuole che arrivi, dove vuole insomma fare arrivare Andrea il suo pensiero. Quindi devo dire che ho apprezzato molto ecco, in questo senso la sua creatività e originalità. Non si sa mai cos'è reale e cos'è in realtà pura creatività, ecco. E questa è una bella dote per chi scrive. Bene, grazie Sonia. Rossella. No, non c'è dubbio, quello di Andrea insomma mette in scena una sorta di set cinematografico. Sì, esattamente. Ma per dirlo in termini narrativi è molto bravo ad alternare campi lunghi e primi piani, di modo che ci fa entrare e uscire dalla storia quasi per guardare diversi punti di vista. Il tutto con molta semplicità, nulla di studiato, evidentemente ha questi mezzi espressivi e assolutamente consiglio ad Andrea di coltivarli, proprio perché da innamorato della scrittura ritengo che le parole siano un grande chiavistello dell'anima e riuscire a esprimerle fa stare meglio. Condivido. Bene, io vi ringrazio enormemente, grazie a tutti i nostri giurati, innanzitutto Rossella Iannello che già da diverse edizioni è presente in questo lavoro di lettura, di confronto e anche di valorizzazione un po' di tutte le varie sensibilità che nelle varie edizioni si sono espresse. A Nina Di Nuzzo perché come scrittrice autobiografa noi l'abbiamo conosciuta e è stata premiata nella prima edizione di questo premio e da allora è sempre vicina a noi. E anche grazie a Sonia Gerbi
che ha una capacità anche lei di espressione molto interessante, e soprattutto grazie a questi giovani autori e autrici che comprendiamo bene la loro, come dire, è stato un incontro non facile per loro, abbiamo colto questa, ma la loro scrittura è molto significativa e ha trasmesso molto. Credo che abbiate ricevuto dalle nostre parole, dai giurati, il valore della vostra scrittura e della vostra capacità, e quindi poco importa se si è più timidi o meno timidi. Sì, allora, noi abbiamo, come dire, onorato questa partecipazione, queste scritture, e spero di incontrarvi di persona. Seguiranno attestati, immagino. Sicuramente. In questo momento è difficile riuscire anche a stampare qualcosa o a ordinare le nostre targhe onorifiche, che avremo modo poi di poter consegnare di persona anche quando questa emergenza sanitaria ce lo permetterà. Quindi sicuramente noi ci ritroveremo insieme. E allora grazie a tutte e a tutti, e tanti auguri ai nostri partecipanti per continuare ancora a scrivere e a sollecitare le anime di tutti noi. Grazie. Auguri giovani. Arrivederci. Arrivederci. Bravi ragazzi.